Santa Barbara, figura venerata come martire e patrona di diverse categorie professionali tra cui i Vigili del Fuoco, è stata festeggiata, come da tradizione, all'interno della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Setteville. La sua festa si celebra il 4 dicembre, giorno in cui si commemora il suo martirio avvenuto nel III secolo d.C. a Nicomedia, nell'attuale Turchia. Noi come amministrazione comunale, io in questo caso rappresento il comune di Setteville, son passato volentieri per fare gli auguri il patrono dei Vigili del Fuoco per tutto, come segno di riconoscimento per tutto il lavoro che fanno i nostri ragazzi qua del distaccamento, che sono veramente bravi e impegnati, sempre disponibili, hanno creato una realtà veramente importante e noi ci abbiam sempre creduto. Ormai è da tanti anni che mandiamo avanti questa realtà insieme al comune di Segusino. E all'inizio erano addirittura 4 comuni: Vas, Alano di Piave, Quero, Segusino. Adesso negli anni con i processi di unione e poi fusione, adesso siamo Setteville e Segusino. Però è veramente una bella realtà da mantenere e quindi siamo qua molto volentieri, facciamo un brindisi assieme e auguro lunga vita a questo distaccamento e bravi a tutti i volontari, veramente. La tradizione di venerarla come patrona dei Vigili del Fuoco risale al 1940, quando fu ufficialmente riconosciuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiano.